Ieri era brutto, era una zona di guerra ieri. Questi sono i mezzi che continuano ad andare e a tornare proprio per poter spegnere l'altro incendio che sta... È da ieri. Ieri notte addirittura da casa si vedeva. Continuava a bruciare fino a tarda notte. Poi adesso questo è il risultato, che comunque non sono riusciti a spegnerlo da ieri notte. Ma è vero questo che c'erano i cittadini che correvano con le pentole in mano? Lei ha visto anche questa scena? No, non l'ho visto, però qualcuno mi ha detto che era vero, sì, che hanno fatto anche cose del genere. Poi sono dovuti andare su anche con le macchine a prenderli per portarli giù. Era veramente un inferno ieri. Gli elicotteri che continuano a volare nella zona adiacente il villaggio dei Gigli, delle Mimose, ma cos'è accaduto? È accaduto che ieri pomeriggio è scattato l'incendio. Ha cominciato nella zona dei limiti di Burranca, stava interessando le diverse case, tutto il territorio, il bosco macchia mediterranea molto alta, quindi fiamme altissime, quindi interessava, meno male che non c'era vento e quindi è andato un po' a rilento tanto per dire, perché saltava di chioma in chioma e quindi si è sparso un po' da tutte le parti. A ridosso ha saltato la strada, non l'incendio ma un'altra miccia in contemporanea, dove stavano operando i vigili del fuoco e i forestali e si sono ritrovati la miccia che gli è saltata alle spalle e quindi c'è stato un attimo di paura e si sono rifugiati in un campo di calcio in disuso che per fortuna avevano appena tagliato l'erba e quindi si sono salvati. Ci troviamo in diretta dal villaggio delle Mimose, dove ancora alcuni residenti commentano quel che è accaduto ieri sera. Ma questo incendio è stato così devastante? Abbastanza. A che ora è accaduto questo disastro? Dalle 4:30, 5 meno 20 di ieri sera. Secondo lei è un incendio doloso? Perché dopo questo qua è partito anche qua di fronte. Come dicevano gli abitanti, forse delle micce incendiarie piazzate esatto. a ridosso e a valle della 125. Sì, esatto, quindi stanno calcolando adesso i danni, un perimetro di fuoco, adesso col forestale stavamo parlando, ci parlano di circa non meno di 2000 ettari. 2000 ettari? Sì, 2000 ettari di macchia alta, quindi di bosco, un patrimonio che si è incenerito in un paio d'ore. Proprio veramente terribile, anche perché è saltato da versante in versante, quindi sta ancora bruciando, sono ripartiti gli elicotteri stamattina e stanno tentando di arginare i punti fuoco ancora e tentare la bonifica, le squadre a terra che stanno lavorando con la bonifica. In fila, con gli zaini tutti sporchi in faccia, ma era pieno. Un assetto di guerra sembrava proprio. Lei ha assistito proprio alla... Ho guardato qualcosina, qui era tutto in fiamme, qui lo stesso, qui addirittura ha bruciato una mezza casa, forse qui sopra. Giampaolo Lampis, con i vigili del fuoco state pianificando altri interventi quest'oggi? Beh, no, non pianifichiamo altri interventi, ma rispondiamo alle criticità che ci sono sul momento. Quindi siamo sempre pronti e col massimo della forza a disposizione, soprattutto in queste giornate che vengono poi classificate a rischio. Il momento in cui noi siamo intervenuti, l'incendio era particolarmente sviluppato con tanti fronti. Questo può essere dovuto a vari motivi, però è prematuro dirlo, bisognerà fare gli accertamenti opportuni per stabilire se questa può essere una causa. Grazie e tanti auguri di buon lavoro anche grazie. a voi.